Siamo qui con Beatrice che alla sua ultima gara ci ha detto della sua carriera dopo una partita vincente tra SPV e Trissino, una gara in cui il Trissino ha condotto tanto ma il Viareggio ha saputo tenere testa alle quotate avversarie. E com'è stata la tua ultima gara? È stata bella tosta e le nostre avversarie sono state brave, però ci abbiamo dato dentro anche noi. Credo che la caparbietà che avete messo in pista a non far trovare mai spazi alle avversarie, sempre schierate, sempre ad aiutarvi, è stato quello che ha contraddistinto il bello di questa gara. Loro più giovani ma più arrembanti, voi un po' più esperte, però vi siete aiutate e non hanno trovato pochissimi spazi, sono dovuti sudare una vittoria che l'avete tenuta sulla corda fino all'ultimo. Più che esperte direi veterane. È appunto l'ultima partita, quindi sono tanti anni che gioco e io dalla difesa diciamo che va bene, insomma, la difesa della squadra funziona. Stiamo provando ad andare avanti, a migliorare nell'attacco, ma le ragazze il prossimo anno faranno del loro meglio. Certo, e quello che abbiamo visto possiamo dire che è un peccato perdere persone come te sulla pista, ma sappiamo che appassionata di hockey come sei, sarai ancora qui a dare una mano alle tue compagne per crescere, per migliorare. Grazie di tutto, una buona continuazione. Grazie.